Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te, cara Sveva, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom. Siamo in ritardo per un piccolo inconveniente tecnico, ma ci siamo. Quindi Sveva, io direi chiama pure l'onorevole Giagoni, in modo tale che così facciamo un veloce qui Parlamento. Io vi ricordo come sempre radiolibertà.net, vi ricordo di dare il sangue che in ospedale serve sempre. Vi ricordo il 340-670-9659 se volete comunicare con noi. Telefono stasera niente perché siamo serrati con i tempi. Niente, io scusate, ho appena finito di ridere perché dovete sapere che Israele ha attaccato la televisione iraniana e con un tempismo degno di un film di Mel Brooks. C'è questa tizia, io non vi posso mostrare il video perché purtroppo non abbiamo i diritti della BBC, ma se cercate online su YouTube lo trovate. La signora stava maledicendo Israele in diretta con il suo chador in testa, sto velo nero e l'altro velo viola, e tutta incazzata e invalvolata stava maledicendo Israele che attaccava la madre patria. Nell'esatto momento in cui ha maledetto Israele, un missile lanciato da uno dei caccia con la stella di Davide ha colpito lo studio ed è esploso. Sono caduti dei rottami, per fortuna non è morto nessuno. La signora è scappata tra le grida Allahu Akbar, Dio è grande, gridate dai colleghi. Dopodiché la televisione è andata fuori onda per qualche minuto, poi ha ripreso a trasmettere, diciamo così, e si sono ricomposti. Però lì per lì, insomma, questa maledizione lanciata contro Israele, diciamo così, non è andata propriamente a segno, ecco. Mettiamola così. Lo so, non Antonino, si dovrebbe ridere di queste cose, però fa ridere. Sì, Sveva, dimmi. scusami se ti interrompo, ma c'è l'onorevole in linea. Perfetto, allora facciamo una cosa, siccome sono già le 18:28, manda un jingle di 10 secondi e poi la sigla di Qui Parlamento e andiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Bene.
Qui Parlamento. Bene, io do il buonasera all'onorevole Dario Giagoni. Buonasera, onorevole. Buonasera, buonasera. E allora, onorevole, mentre come vede anche le tragedie hanno un momento comico, oggi ci siamo occupati di cose molto serie, vedo, le comunicazioni del ministro Calderone. Com'è andata per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro? È andata benissimo perché sono state rimarcate tutte le posizioni da parte del governo, da parte della maggioranza sul tema riguardante la sicurezza sul lavoro. Una risoluzione importante, ma che non si ferma là, ma più che altro andrà avanti con altri aspetti che permetteranno di prevenire e quindi di ridurre purtroppo quel dato che dal 2020 sino ad oggi si incrementa delle morti sul lavoro. Capisco. E senta, in tutto questo io vedo anche una sua dichiarazione. Fino ad oggi abbiamo parlato di prevenzione come una serie di regole da seguire, ma ciò non basta. Ecco, che cosa possiamo fare di più? Allora, un aspetto fondamentale è quello di, prima di tutto, perché già esiste con la legge 19/2024, quello di premiare le aziende, le imprese, una patente a crediti, in poche parole, per premiare chi realmente investe risorse per la prevenzione, sulla prevenzione, perché è fondamentale. Poi da parte del governo verranno aumentate le risorse, quindi i premi INAIL attraverso i bandi ISI, a rafforzare la formazione, una formazione che secondo me, come ho anche detto in aula, una formazione che deve partire anche dalla scuola, perché le basi più importanti, la cultura deve partire dalla scuola. Diciamo, i principi, i pilastri fondamentali si riesce le basi si riesce a inserirle, fatemi passare questo termine, a inculcarle nei ragazzi già dalla giovane età, capire cosa vuol dire la sicurezza sul lavoro e non capire la sicurezza sul lavoro solo esclusivamente quando si inizia a lavorare, dal primo giorno di lavoro. È una cosa che bisogna conoscere già da prima. Poi, come ho detto anche prima, l'introduzione di sistemi premianti per le imprese virtuose, ma anche l'aggiornamento di quelle che sono le norme sulle varie sostanze tossiche, ma non solo, si può sfruttare anche quella che attualmente si parla anche tanto, è l'intelligenza artificiale, perché attraverso l'intelligenza artificiale si dà la possibilità al sistema di capire anche quello che potrebbe essere lo stress da lavoro che il lavoratore purtroppo è soggetto, perché Certo. la fase di stress cala la tensione e quando cala la tensione aumenta il rischio. Questo è un aspetto determinante, quindi l'intelligenza artificiale non deve essere vista, in alcuni casi deve essere complementare, non deve sostituire l'essere umano, ma in casi di sicurezza, in casi di prevenzione è importante, è determinante, anche perché aiuta in modo, definiamo così, in modo artificiale, anticipa quello che potrebbe essere la causa di un incidente, che un incidente può portare alla morte, ma come può portare a un danno anche permanente al lavoratore. Senta, lei nella sua dichiarazione dice una cosa nella quale mi riconosco in pieno, perché lei dice facciamo in modo che nessuno debba più scegliere tra la vita e il salario, ma lavoriamo per garantire un equilibrio tra vita, dignità e lavoro. E come si concilia tutto questo con una sinistra che dice e vabbè, però la dignità del lavoro tutto sommato la tuteliamo con, come si dice, con il salario minimo. Ma cioè, dov'è la logica? Me la spiega un attimo se c'è una logica. Ma allora, la dignità del lavoro
non è legata alla questione del salario minimo, poi dovrebbero ben tacere loro, perché non siamo di certo noi, ma è un loro sindacato che ha firmato contratti a pochi euro e poi dopo qualche anno che non sono più al governo alzano la voce dando la colpa al nostro governo, al governo di centrodestra. Vivono nell'ipocrisia più totale, ma per fortuna diciamo la gente, il popolo, il lavoratore si è accorto, anche perché quelli che anni fa si definivano i difensori dei lavoratori adesso hanno ben altre idee. Invece difendere il lavoratore, dare la possibilità al lavoratore di avere un giusto emolumento, quindi un giusto salario, ti permette anche di portare il pane a casa e di affrontare gli investimenti. Gli investimenti intendo se uno vuole acquistare la prima casa, se uno vuole anche pagare gli studi ai propri figli per l'università e non solo. Quindi ci sono aspetti economici su cui è bene affrontare e su cui è bene soffermarsi, ma da parte di questo governo c'è un grande impegno per arrivare ad incrementare e dare la possibilità e quella dignità che il lavoratore deve avere. Una dignità che poi parte anche da quello che è il controllo, da quello che è il sistema che si sta creando, perché loro puntano il dito dicendo che noi premiamo le aziende che vogliono fare i furbetti. Non è così, perché sono stati prima, adesso non mi ricordo bene i dati, ma si sta parlando di 100.000 circa nel 2021-22 di controlli, ad oggi invece nel 2024, l'anno scorso sono stati ben 160.000 i controlli, quindi sono aumentati i controlli. Però giustamente bisogna aiutare chi vuole mettersi in regola e legnare, se posso usare questo termine, chi invece vuole fare il furbetto, chi invece continua a fare il furbetto nei confronti del lavoratore, approfittando di quello che purtroppo il lavoratore, pur di lavorare, china la testa e quindi sta chinando la testa anche alla propria dignità. Certo. Onorevole, senta, per concludere, quali sono ora i suoi prossimi impegni? I miei prossimi impegni come parlamentare, come tutti i colleghi del mio gruppo, della Lega, ma anche di tutto il centrodestra, è quello di lavorare sempre ascoltando i lavoratori, ascoltando le imprese, e come ci ha sempre insegnato il nostro leader Matteo, quello di stare tra la gente, perché molti aspetti, se non li viviamo, se non individuiamo, in poche parole, non incontriamo chi realmente vive la realtà di tutti i giorni, non potremo mai dare quelle risposte che il cittadino vuole. È anche uno strumento quello di stare tra la gente, quindi di ascoltare e cercare di portare. È normale che uno vorrebbe portare tutto, ma è impossibile, perché siamo legati anche a tutto un sistema economico anche complesso, però anche riuscire a portare una piccola parte è una risposta fondamentale anche nei confronti di chi ha perso l'amore verso la politica, perché l'elemento su cui bisognerebbe lavorare, oltretutto, senza lasciare chi ancora crede nella politica, diciamo chi ancora vuole andare a votare, è quello di lavorare nelle case, nelle famiglie, in quelle persone che ormai non vanno più a votare, perché non può esserci un quasi 35, 38, anche 40% di persone che ormai non vanno più a votare, ma questo tutto è dovuto non da questo governo, ma tutta una serie di elementi che partono da anni fa, dove chi doveva difendere il lavoratore se ne è infischiato e ha pensato ad altri temi che possono essere giustamente discutibili, ma sono secondari. La gente vuole delle risposte, la gente vuole lavorare, perché il lavoro mobilita e nobilita l'uomo, quindi la donna indubbiamente. E
quindi non possiamo girare le spalle, dobbiamo essere sempre costanti, determinanti e dobbiamo ascoltare, restituendo quella richiesta in fatti concreti. E questo governo pian piano sta facendo cose che in altri, in 30-40 anni, non sono mai riusciti a fare. Non voglio peccare di presunzione, ma posso dire in modo elegante che noi ci stiamo veramente facendo non dico altro, ok, ci stiamo impegnando. Vi state impegnando, sicuramente. Onorevole, allora, grazie, buon lavoro e ci risentiamo presto. Grazie. Grazie ancora. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. Sveva, niente canzone adesso, passiamo direttamente. A proposito, buonasera e buon lavoro, che diamine, manca un minimo di cortesia, ci mancherebbe pure. Intanto buon lavoro a te. Senti, passiamo adesso come si dice, all'ospite di questa sera. Il primo faccia a faccia è con Giancarlo Gioielli, che come sapete da 40 anni si occupa di Medio Oriente, ne è un profondo conoscitore. Abbiamo avuto questa chiacchierata per fare il punto sulla guerra in corso tra Israele e l'Iran, perché a parte il momento comico appunto o semicomico dell'attacco alla televisione iraniana, questa guerra rischia di diventare qualcosa di molto grave. E allora, Sveva, se sei pronta, vai pure. Stasera io ho il piacere di ritrovare un amico e un collega, soprattutto un collega di ampio prestigio e preparazione, che è Giancarlo Gioielli, il quale ha trascorso tanto tempo in Medio Oriente, lo conosce, si potrebbe quasi dire che il Medio Oriente gli sia entrato nel sangue. Giancarlo, senti, io parlavamo... Buonasera intanto a tutti. Grazie, buonasera a te, ben trovato. Giancarlo, noi ne parlavamo prima fuori onda anche di questo fatto di poter vedere la guerra in diretta attraverso lo streaming. Ti confesso che a me prende la smania quando guardo Tel Aviv di notte, dico speriamo arrivino i missili così l'Iron Dome li fa fuori e possono finalmente dormire in santa pace. È un pensiero, diciamo così, ingenuo, se mi posso permettere, anche puerile se vuoi. Però, ecco, credo che questa guerra stia toccando nel profondo l'anima di Israele e credo che al di là della minaccia esiziale per la sua stessa esistenza, questa guerra abbia qualcosa in più rispetto alle guerre che Israele ha combattuto fino ad oggi. Non riesco a qualificare che cosa. Tu che cosa hai trovato in questa guerra, Giancarlo? Guarda, intanto quello che dicevi tu, guardare quello che succede attraverso le webcam, che ovviamente sono orientate su Israele, ma webcam io ci ho provato a beccarle su Teheran, sull'Iran, ahimè, funzionano un po' meno. Certo è importante avere gli occhi lucidi, come ci dicevamo, lucidi tra virgolette, in entrambi i sensi, lucido nel senso di mente lucida, cioè capace di ragionare, di essere fredda, e contemporaneamente occhi lucidi, cioè capaci di commuoversi, di muoversi per quello che vede e per capire, condividere in qualche modo, per quanto possibile, le sofferenze di tante persone, non solo israeliane, non solo iraniane, perché ovviamente qui stiamo parlando di un fronte molto, molto allargato, prima di tutto. Cosa c'è di nuovo in questa guerra? Questa ha diversi aspetti delle tante guerre che Israele ha combattuto, perché purtroppo Israele dalla sua nascita ha dovuto combattere per la sua esistenza, ha dovuto combattere per la sua sicurezza, che sono due cose diverse, perché per esempio il 7 ottobre, diciamocelo francamente, fu un attacco terribile, terrificante, un massacro, e non aggiungo altro perché qualsiasi aggettivo sarebbe riduttivo, ridondante, retorico, ma era un attacco, una minaccia alla sicurezza delle persone che vivono nell'area, la possibilità che ci siano attentati un po' in tutto Israele, sono attentati alla sicurezza con uno scopo ben preciso, cioè far sentire chi vive in Israele non in un luogo sicuro, in un luogo non sicuro, e che questa è la ragione d'essere di Israele, essere un luogo sicuro per tutti gli ebrei del mondo. Però questo non minaccia di
direttamente l'esistenza di Israele. Nessuno ha pensato che un attentato orrendo come quello del 7 ottobre potesse cancellare Israele. Sicuramente ha minato profondamente il pensiero di chi si sentiva al sicuro all'interno di Israele, nonostante gli attentati, ahimè ne ho visti tanti abitando a Gerusalemme, però comunque la sensazione di sicurezza tra virgolette relativa comunque l'abbiamo sempre avuta. Dopo il 7 ottobre no, in qualsiasi momento poteva accadere. Anche durante l'intifada certamente ci sono stati momenti in cui non ci sentiva molto sicuri, anche durante gli anni fra il 2021 e il 2023, la cosiddetta intifada dei ragazzi, quindi accoltellamenti all'inizio della Civitavecchia, eccetera. Certamente c'erano episodi che non ti facevano sentire al sicuro, ma sicuramente nulla metteva in discussione la esistenza di Israele. Ora c'è una cosa invece in cui Israele ha avvertito una minaccia al fatto stesso di esistere, ed è l'atomica iraniana. Ora qui entrano in gioco diversi fattori, perché un Iran che dispone di una bomba atomica, e questo lo hanno riconosciuto tutti di fatto è un pericolo, è una minaccia per tutto il mondo. Non uso la parola mondo libero, per tutto il mondo, anche quello sulla cui libertà possiamo anche un po' discutere, perché è comunque un regime che non conosce delle regole, diciamo così, internazionali riconosciute di proporzionalità, diciamo così, anche nelle guerre, perché è un regime fondato sulla Sharia, sulla legge divina, il che vuol dire che l'azione dello Stato, del governo, nasce da una legge che non si può mettere in discussione, perché è la legge di Dio, e chi parla in nome, sto usando la parola di Dio, tra virgolette in qualche modo, comunque chi parla non può essere messo in discussione. È la famosa distinzione, qui faccio una piccola digressione, che faceva Popper fra società aperta e società chiusa. Società aperta è la società in cui si riconoscono le leggi come fatte dall'uomo e quindi correggibili, e la bontà di una legge si riconosce dal fatto che contiene in sé la possibilità di essere corretta e adattata ai tempi, ai modi, e può essere riconosciuto un errore senza per questo mettere in discussione lo Stato. La società chiusa è la società a cui ispirava Hitler, a cui aspirano i dittatori, a cui ispirava Stalin, che deriva in fondo da una deriva anche hegeliana, in cui dice che come dire, la storia si realizza perfettamente nello Stato. Nella società chiusa non c'è possibilità di discussione. Ora uno Stato che si basa sulla teocrazia, cioè sul potere divino, sulla Sharia, cioè sulla legge di Dio, è una società totalmente chiusa, che non può essere messa in discussione perché semplicemente lo ha detto Dio, è un ordine divino, c'è per ordine divino. Ora, qui ho fatto una piccola riflessione, se vuoi, filosofica, che però ha delle profonde conseguenze reali, perché la moralità a questo punto dello Stato e delle sue azioni non sono dettate come dire, da quella moralità dello Stato a cui pensiamo normalmente, sono dettate da un tipo diverso di moralità e di ragion d'essere dello Stato. Dico questo aggiungendo un fatto, che l'Iran in questo momento in realtà si trova in una situazione molto molto difficile, perché più della metà degli abitanti dell'Iran non sono persiani, ci sono minoranze enormi, i curdi che hanno, guarda caso, il giorno dell'attacco israeliano dichiarato guerra allo Stato iraniano, ci sono gli azeri, ci sono gli awasi, insomma ci sono diverse e molte minoranze, tra virgolette, che in realtà sono stati all'interno di questo enorme Stato che è l'Iran, che cercano l'occasione per intervenire. Il problema vero è che sono divisi fra loro, per cui diciamo così, la teocrazia iraniana in questo momento si sente ancora forte nei confronti delle minoranze, ma se queste minoranze trovassero il modo di unirsi, come scrive Memri, l'osservatorio sul Medio Oriente di Gal Carmon, che è una delle persone più lucide secondo me nell'analisi di quanto avviene, perché monitora le comunicazioni all'interno dei paesi arabi, all'interno dell'Iran,
all'interno del Belucistan, del Pakistan. Ecco, c'è anche il Belucistan, per esempio, che è uno stato all'interno del Pakistan che aspira all'indipendenza. Non se ne parla per niente da noi, ma sono circa 20 milioni di persone che controllano anche tutti gli affacci sul Golfo Persico. Quindi diciamo così, c'è una situazione strategica mondiale che non riguarda solo Israele. E sicuramente un Iran che possiede la bomba atomica a questo punto diventa un rischio a Israele e prima di tutto per Israele, ovviamente, per il semplice fatto che l'ha sempre detto. Cioè l'Iran ha sempre detto vogliamo far scomparire Israele, l'entità sionista, attraverso i suoi proxy. Ha cominciato a attaccare o disturbarli. I proxy sono gli Hezbollah in Libano, sono Hamas a Gaza, sono gli Houthi in Yemen. Ora la situazione è molto cambiata. È cambiata. Il primo segnale è stato la caduta del regime siriano. Da 60 anni la famiglia Assad governava la Siria, alleata con l'Iran, e di colpo Assad nel giro di 5 giorni è scomparso. Ovviamente non è stato sostituito da un gentleman eletto dal Parlamento britannico o selezionato. No. Ecco, è stato sostituito dal comandante dell'ISIS, al-Jolani, che ovviamente è una persona, l'ISIS non è noto per la sua filantropia nei confronti dei nemici o di comunque considera, però questo è quello che è stato in qualche modo appoggiato e scelto dalle potenze che hanno fatto cadere Assad. Sicuramente questo però ha spezzato l'asse, diciamo così, del cosiddetto asse della resistenza, che comprendeva Houthi, comprendeva Hamas, comprendeva Hezbollah, circondava Israele per conto dell'Iran, che è considerato la testa, diciamo così, la testa del serpente. Ora, cosa succede? Che questo asse, questa caduta della Siria ha spezzato queste basi, restano le basi filo-iraniane in Iraq, che però, come dire, potrebbero attaccare, ma qual è il problema? Che il rischio è che il rischio per l'Iran è quello di lasciarsi prendere la mano e fare quello che ha promesso, e qualche volta lo fa quello che ha promesso, cioè attaccare le basi dei paesi che considera amici di Israele. Se attacca gli americani sono guai, perché gli americani hanno basi in Iraq, che potrebbero essere attaccate dalle milizie sciite filo iraniane, ma in questo caso la risposta americana sarebbe terribile, perché Israele finora sta bombardando con cacciabombardieri, missili che portano bombe fino a 1 tonnellata. I B-52 americani possono portare bombe fino a 5 tonnellate, cioè 5 volte tanto la potenza di fuoco che ha Israele, e gli aerei e le bombe americane sono lì nella zona, parlando sempre di bombe convenzionali, non di bombe atomiche. Certo. Israele ha visto che il giorno prima dell'attentato sono successi 2 fatti strani. Trump che dice guardate che Israele potrebbe attaccare nei prossimi giorni, cioè dopo i colloqui in Oman con l'Iran sulla bomba atomica, e l'Agenzia Mondiale per l'Energia Nucleare, Grossi, il presidente dell'agenzia, ha detto ma l'Iran ci sta raccontando un sacco di balle, non è vero, è molto al di sopra della soglia di arricchimento dell'uranio, è molto vicino a costruire la bomba atomica, il che vuol dire 2 cose. Uno, che l'America che dice stiamo trattando, aspettate a bombardare, in realtà sa benissimo che la trattativa si svolge fra 2 persone che uno dei 2 interlocutori mente, perché l'agenzia per l'energia nucleare dice guarda che gli iraniani vi dicono questo, dice trattiamo su una soglia di uranio arricchito quando l'ha già superata. E Igal Carbon, appunto il presidente di Memory, mi aveva detto una cosa molto importante proprio la mattina. Io non so se Israele attaccherà così presto. Ci sono 2 condizioni per l'attacco. Uno, che prima gli americani si accorgano che sono inutili i colloqui, le trattative che si erano svolte a Roma 3 settimane fa e che ieri, erano in programma per ieri in Oman, di fatto non ci sono state. Se si rendono conto che queste trattative sono inutili, a questo punto potrebbe esserci via libera per l'attacco. E secondo, il via libera lo devono dare gli americani, perché una reazione dell'Iran coinvolgerebbe sicuramente l'America. Trump dice noi non sapevamo nulla, fa parte del gioco, perché in realtà è impensabile che Israele non abbia avvertito gli Stati Uniti che avrebbe attaccato. Lo stesso Trump poi l'ha detto, definendo l'attacco anche eccellente. Sì. E in questo gioco, lo faccio un po' lunga, ma
bisogna capire un po'. Sono entrati diversi fattori che secondo me sono stati un po' stranamente sottovalutati dall'Iran. Cioè Netanyahu che aveva annunciato che per oggi, lunedì, sarebbe stato il grande matrimonio con 1000 invitati da tutti i potenti del mondo e tutta la leadership israeliana, il matrimonio di suo figlio. Ma come? Sei in guerra con un Iran che ti minaccia, eccetera, annunci il luogo dove tu farai confluire tutta l'elite del paese e degli alleati, un luogo molto preciso, 1000 persone. Ma com'è possibile? Sei pazzo? Indichi proprio il luogo dell'attentato. Eppure l'ha detto. Ed Iran, a quanto pare, ha detto, vabbè, non farà l'attacco prima del matrimonio del figlio, quindi pensavo che sarebbe stato per questa settimana. Chiaramente il matrimonio è stato rimandato, chiaramente i colloqui in Oman non ci sono stati. Chiaramente Trump ha convocato il Consiglio dei Ministri a notte di giovedì, quando ha parlato di Gaza, ha parlato di situazione Gaza, quando alla fine gli hanno chiesto, scusi, ma l'attacco con l'Iran di cui parla Trump, a che punto è? Netanyahu ha risposto, è iniziato mezz'ora fa. Non si avvisa di un attacco a un 3 giorni di anticipo, si dice attaccheremo fra 3 giorni per attaccare fra un'ora. Cioè io se devo dare un pugno, non è che ti dico guarda che do un pugno, guarda che do un pugno, guarda, prima ti do un pugno e poi ti dico guarda che do un pugno. Allora a questo punto cosa può succedere? Si capisce una cosa, che Israele questo attacco lo stava preparando da anni, visto che i droni addirittura sono stati costruiti, che hanno attaccato Teheran, parte dei droni erano stati costruiti all'interno dell'Iran, da base del Mossad, che l'attacco è stato molto mirato, sono 250 o quello che è morti iraniani, ma la maggior parte sono obiettivi militari, che vuol dire che Israele sa bene dove colpire e chi colpire. Si parla di puntatori laser usati soprattutto da donne, da persone insospettabili che indicano i punti dove mandare i missili, dove bombardare. Si parla di una riunione degli scienziati nucleari e dei militari addetti al sistema nucleare iraniano che è stata convocata, non si capisce bene in che modo, con un input di un generale legato al Mossad. E ovviamente in quella riunione sono riunite 20 persone che andavano eliminate e sono state eliminate. Ricordo che in questa operazione il Mossad è molto, come dire, allenato, no? Ricordiamoci la guerra in Libano, che si è risolta in 2 mesi con l'eliminazione sostanzialmente di tutta la leadership di Hezbollah, a partire da Nasrallah, è stata preparata anni prima, vendendo agli Hezbollah i telefonini cercapersone che poi sono state fatte esplodere simultaneamente in un giorno, 5.000 in un giorno, e facendoli pure pagare agli Hezbollah questi telefonini. Questo è il classico humor Yiddish. Esatto, esattamente. Glieli hanno fatti anche pagare. Li hanno Questo fatti è pagare. è Li davvero hanno venduti. dall'Israele. Io ti vendo la bomba che ti ammazzerà, ti faccio comprare i proiettili. Questa è la situazione. Ora, la risposta iraniana che ha provocato morti è chiaramente una risposta, come dire, in progress, perché se si calcola che siano circa 2000 i vettori che sono a disposizione di Iran e finora sono stati sparati circa 150, è chiaro che non possono spararseli tutti contemporaneamente. 100 è considerato il numero da Israele, il numero pericoloso, come dire, che rischia di sopraffare il Iron Dome e le varie difese, non c'è solo Iron Dome, e le varie difese contraeree, perché è chiaro che se io ti mando 100 razzi, tu me ne intercetti 95, 5 arrivano. Certo. Oppure anche quei 95 che intercetto, comunque i detriti, a me è capitato di essere nella zona di Gaza quando questi tiravano i razzi, certamente li vedevi che venivano intercettati, poi però ti devi buttare a terra o stare in un rifugio, perché comunque sono pezzi di ferro roventi da diverse decine di chili che ti arrivano addosso. Se ti arrivano in testa, sì, il missile è stato intercettato, però ti è arrivato in testa lo stesso. Questo è, come dire, questo è il quadro. L'Iran sta sparando un po' a casaccio in questo momento e quindi sicuramente colpisce di più la popolazione civile. Sicuramente a ondate di 100 razzi per volta, ha 2 settimane di tempo
se non riceve il supporto di qualcuno per continuare a cercare di colpire Israele, ma Israele ha forze molto più preponderanti. Tutto questo, la domanda vera è, porta ad sicuramente a un primo obiettivo, che è quello dichiarato, cioè azzerare la possibilità che l'Iran costruisca la bomba atomica, il nucleare. E questo è sostanzialmente quello che vuole tutto il mondo, Russia e Cina comprese, che la Cina sta zitta, la Russia ha protestato, poi però si offre come mediatore. Ma il secondo punto è Israele, e non solo Israele, sto parlando di Trump, sto parlando dell'America, sto parlando di diciamo così, un'ampia fetta della comunità mondiale, vuole in realtà solo come dire, sminare il rischio nucleare, o in realtà sta puntando a un regime change, cioè un cambio di regime in Iran, come è avvenuto in Siria? Sembrerebbe impossibile? Beh, attenzione, ripetiamo, metà degli iraniani non sono persiani, appartengono a minoranze che sono contrarie al regime, dichiaratamente contrarie al regime iraniano, e all'interno del 50% che è persiano, iraniano, in realtà i sostenitori del regime sono una minoranza, che ovviamente un regime che governa sicuramente non in modo come dire democratico e rispettoso delle norme, dei normali processi, eccetera, eccetera, però e quindi come dire tutti hanno paura da quelle parti, il terrore delle spie, però la fobia delle spie c'è da entrambe le parti. Abbiamo visto quanto il Mossad e quanto Israele si sia infiltrato nel territorio iraniano, perché se è riuscito a fabbricare i droni in territorio iraniano e da lì lanciarli contro Teheran, questo vuol dire molto, vuol dire una rete di supporto enorme. Se riesce ad avere puntatori che indicano ai razzi dove colpire, come era avvenuto in Libano, però il Libano era molto più semplice, perché il Libano, Beirut è una città piccola tra virgolette, molto concentrata, una spia è molto più facile che si infiltri, che entri. In Iran è un territorio enorme, sterminato. Eppure Israele è entrato sicuramente ha le sue basi, i suoi punti di appoggio, sicuramente qui stiamo parlando a livello militare. Vorrei aggiungere una piccola cosa che mi sorprende, è un episodio di cui sono stato proprio testimone diretto, è avvenuto 2 anni fa, esplode una bomba ad una stazione di autobus poco lontano dalla sede RAI, a un incrocio. La bomba che uccide 2 Haredim, 2 ebrei ortodossi che aspettavano l'autobus, è un quartiere molto frequentato abitato dagli ortodossi. Vado sul posto per fare diretti, collegamenti, eccetera, eccetera, e noto che proprio di fronte al punto dove è esplosa questa bomba, che era messa sotto una panchina alla fermata dell'autobus, c'è una telecamera. Allora chiamo la vigilanza interna di Gerusalemme, la polizia, dicendo: ma quella telecamera era in funzione, funzionava, eccetera, eccetera. Mi rispondono: non ne sappiamo nulla. Poi chiamo, come dire, il Mossad, che ha un ufficio stampa, cioè non è che sono contatti segreti, si può parlare. Chiamo lo Shin Bet, il servizio segreto interno, e tutti mi dicono: no, quella telecamera non è roba nostra, è della sicurezza del presidente, e viene attivata solo quando da lì, perché proprio la zona da cui passa Netanyahu quando da Gerusalemme va verso Tel Aviv, siamo nella zona vicino alla zona dei ministeri, e viene attivata quando ci sono cortei di auto presidenziali o del governo. In quel momento non funzionava e quindi non ci sono riprese dell'attentato. 20 minuti dopo, su tutti i siti arabi, su tutti i siti iraniani, compare il filmato dell'attentato, ripreso sicuramente da quella telecamera perché era proprio in asse, e viene pubblicato da un gruppo che si fa chiamare il bastone di Mosè. Tieni conto che Mosè è un profeta anche per l'Islam, questo bastone è conservato a Istanbul nel Topkapi, è un gruppo iraniano. Questo vuol dire o mi hanno detto una bugia, quella telecamera funzionava, o sono riusciti ad attivare la telecamera prima che esplodesse, e in ogni caso avevano accesso a questa telecamera remotata, a cui nemmeno lo Shin Bet e il Mossad mi hanno detto avevano accesso solo alla sicurezza interna. Allora, quindi evidentemente anche i servizi iraniani hanno
una capacità di penetrazione di informazioni molto, molto alta. Curiosamente non hanno capito quello che stava per succedere nella notte tra giovedì e venerdì. Sono fatti prendere proprio di sprovvista e di sorpresa, convinti che non ci sarebbe stato questo attacco. Qualcuno gliel'aveva detto e gli aveva dato delle garanzie. Questo non si riesce a capire. E speculare al 7 ottobre in cui Israele non ha capito quello che stava per succedere, quell'attacco. E quindi i servizi a volte fanno delle cose incredibili, inimmaginabili, e a volte cascano su, come dire, su trappole che a loro volta sono poste, o a volte usano queste trappole. È difficile capire, insomma, Certo. siamo in film tipo Minority Report, piuttosto complessi da decifrare. Certamente il risultato è che siamo in una guerra che durerà ancora giorni, non so quanto, non ho idea di quale sia la via d'uscita, perché la via d'uscita è, come dire, subordinata a qual è l'obiettivo, cioè distruggere il nucleare iraniano o cambiare il regime iraniano. Questi due Netanyahu punti dice sono. cambiare il regime, però Lo ha credo sempre che il primo detto, sì. obiettivo sia il nucleare. Naturalmente il primo obiettivo è il nucleare e questo lo stanno facendo. Cambiare il regime ha un connotato, perché in realtà il cambiamento del regime e la democrazia esportata ha un rischio. Lo si è Sì. visto in Libia, lo si è visto in Iraq, Sì. lo si è visto. Cioè o tu hai una leadership pronta a intervenire, oppure rischi di buttare il paese in un caos che è ancora peggiore o in qualche modo incontrollabile. Il L'Iraq è figlio un dello esempio. Shah? Il figlio dello Shah, lo Shah è stato cacciato, odiatissimo dai persiani. Non so quanto possa coagulare intorno a sé un vero sostegno. Questa è una bella domanda, francamente, a cui nessuno francamente può rispondere. Io vedo di più la possibilità delle minoranze, che in realtà sono forti, perché i curdi sono dei combattenti enormi, sono loro che hanno sconfitto l'ISIS, ricordiamoci, che possono intervenire e in qualche modo costringere l'Iran intero ad un accordo. Certamente un patto del genere fu fatto in Afghanistan prima dell'avvento dei Pasdaran, quando i Mujahideen si unirono, tutte le tribù dei Mujahideen si unirono e poi però furono sconfitte dai Pasdaran. Anche lì il discorso è molto complesso, perché dopo la guerra con la Russia, che aveva dato la possibilità ai Mujahideen di organizzarsi, eccetera, eccetera, abbiamo avuto i Pasdaran. Dopo la caduta dei Pasdaran, 12 anni di governo controllato dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite, c'era anche l'Italia, eccetera, eccetera, un governo, tra virgolette, democratico, comunque rispettoso delle regole, eccetera, eccetera. Esatto, e cosa è successo? Adesso abbiamo dei nuovi Pasdaran al governo in Afghanistan e non mi sembra che siano come dire, più moderati o più buoni. Sicuramente saranno più attenti questa volta. Questo è il problema, cioè se vogliamo un regime change in Iran, chi potrà essere a governarlo? Sicuramente Netanyahu con questo ha fatto un colpo molto forte, perché lui comunque ha delle difficoltà reali dal punto di vista politico all'interno, ha delle questioni aperte con la vicenda di Gaza, eccetera. Ovviamente con questa guerra tutto in questo momento si è fermato, tutti si erano concentrati sulla guerra. Come noti, di Gaza da qualche giorno non si parla nemmeno più, anche se lì continua la situazione. Allora è proprio come dice Netanyahu, more to come, e questo credo sia il succo di questa nostra analisi per il momento. Guarda, io chiuderei, se siamo in chiusura, ricordando quello che ha fatto Netanyahu il giorno prima dell'attacco, poche ore prima dell'attacco. Lui è andato al Kotel, il muro occidentale, il muro del pianto, per essere chiari, e dove sai che gli ebrei mettono un biglietto con una preghiera, e lui ha messo, mostrandolo, un biglietto con una citazione della Genesi che dice letteralmente: un popolo si solleva come una leonessa, si alza come un leone rampante. Ora, il leone rampante è il simbolo della città di Gerusalemme, è il simbolo della tribù di Giuda, la tribù prediletta di Israele, è il simbolo di Israele,
rampante, un popolo che si solleva, è chiaro quello che intendeva Netanyahu. Bisogna dire che il versetto successivo, e questo forse avrebbe dovuto farci pensare che qualcosa stava per accadere, il versetto successivo, peraltro, che non c'è nel biglietto di Netanyahu, dice: e il leone non si sdraierà finché non avrà completamente divorato la preda. Mi sembra che sia abbastanza chiaro il messaggio. Mi sembra abbastanza chiaro quello che voleva dire Netanyahu. Va bene, grazie Giancarlo. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva, grazie anche a Giancarlo Gioielli. Una piccola precisazione delle scuse. Una decina di minuti fa, mentre andava l'intervista, Giancarlo Gioielli si è appreso che nella sede della TV iraniana ci sono stati anche dei morti, quindi per quanto comica possa essere stata la scenetta iniziale che è stata pubblicata anche dalla BBC dell'intervento israeliano in diretta mentre la conduttrice, diciamo così, malediva Israele, resta il fatto che comunque sono morti dei colleghi. Quindi un pensiero per loro, le mie scuse a loro e a voi. La seconda cosa che vi dico è che le IDF però riferiscono che la sede della TV veniva usata come centro di comunicazioni per le forze armate, quindi era usata come paravento per le forze armate. Questo per darvi un'ulteriore informazione e precisazione. Per finire, ovviamente al G7 non c'è accordo sulla situazione attuale, ma il segretario degli esteri inglese chiede una de-escalation. Adesso noi abbiamo qui Europarlamento e poi dopo la grande città con Carla De Bernardi. Noi ci salutiamo infine con una canzone di Giancarlo Dauria, Follia del 1981, che voglio dedicare all'amico e collega Gianni De Felice, monumentale collega che se n'è andato via oggi. E lo ringrazio per aver incrociato la sua strada con la mia. Sapeva insegnare anche solo stando zitto. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252 e Radio DAB. Qui a Europarlamento, ospite di oggi l'onorevole Raffaele Stancanelli, già sindaco di Catania ed europarlamentare Lega. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, partiamo subito con i lavori nella Commissione Agri, visto che lei è capodelegazione del gruppo. In particolare le proteste dei trattori del 2024 hanno scosso l'Europa, no? Quindi secondo lei quali messaggi pensano siano stati ignorati dalla Commissione europea e se ad oggi è cambiato qualcosa? Allora, innanzitutto la protesta cosiddetta dei trattori è stata utilissima perché ha messo in evidenza come le politiche agricole degli ultimi 5 anni, cioè della passata legislatura, sono state deleterie nei confronti degli agricoltori, perché l'approccio che ha avuto la Commissione sulla spinta di Timmermans, che è stato un flagello per l'agricoltura, ma non soltanto per l'agricoltura, ha creato delle crisi enormi. Cosa è successo? È successo che in questa legislatura vi è una, melius repetenza, una rivisitazione di quello che era il Green Deal ideologico. Questo non vuol dire che abbiamo risolto i problemi, questo vuol dire che oggi c'è più attenzione nei gruppi cosiddetti moderati. Faccio un esempio ben preciso. Tutto l'arco della destra è chiaro che è stato vicinissimo agli agricoltori, ai pescatori, ai produttori. I cosiddetti popolari sono stati a cavallo dell'uno e dell'altro fronte. Oggi sentono la spinta delle loro opinioni pubbliche. Quindi io sono moderatamente ottimista che qualcosa cambierà e questo lo potremo vedere
come ha detto lei, sono il coordinatore dei Patrioti all'interno della Commissione Agri, lo possiamo vedere nella nuova PAC, nella politica agricola comune che sarà presentata quanto prima. Là faremo valere le nostre opinioni e penso che riusciremo ad aggiustare qualcosa. Non è possibile che l'agricoltura sia in mano a coloro i quali per ideologia sono convinti che gli agricoltori sono gli avvelenatori della terra. Ecco, è una concezione a essere, come posso dire, leggeri e fuorviante, perché non si è mai visto un soggetto che uccide o inquina l'oggetto del suo sostentamento, della sua famiglia, della sua produzione. Ecco, io incomincio a essere più ottimista, perché i partiti e i gruppi pragmatici potrebbero avere anche la maggioranza. Quindi qualcosa evidentemente si sta muovendo, sta cambiando. Ci stiamo muovendo e ovviamente questo è dovuto alla grande protesta dell'anno scorso dei trattori, e noi come Lega abbiamo un grosso rapporto, non dico preferenziale perché non voglio, ma sicuramente di contatto, di collaborazione con tutte le organizzazioni agricole italiane e anche europee, e questo sta facendo sicuramente bene. Io le faccio un esempio: io sono reduce da 1 a 3 giorni in Perù, dove abbiamo parlato tra l'altro di energie rinnovabili e di Mercosur, e ho spiegato agli stessi parlamentari latinoamericani come il Mercosur, che loro considerano una panacea, il Mercosur sotto il profilo dell'agricoltura potrebbe avere gravi ripercussioni in Europa per 2 motivi semplicissimi. Intanto per la sostenibilità sociale. Là i prezzi della manodopera sono assolutamente inferiori all'Europa, e quindi questo cosa succede? Che le importazioni che noi saremo costretti a fare sconteranno un prezzo molto minore e quindi saranno competitive. E poi sotto il profilo fitosanitario non ci sono le regole in Sud America che abbiamo noi, e questo può essere anche un danno non soltanto per l'economia ma anche per la salute degli europei. Ecco, su questo stiamo facendo una grande battaglia. Sul Mercosur abbiamo impostato un lavoro di assoluta negazione da parte della Lega, da parte del gruppo dei Patrioti, e qualche risultato speriamo di poterlo ottenere. Ecco, sempre rimanendo in tema Europa, qualche settimana fa si è svolto un evento importante ad Atene dei Patriots for Europe, da cui è nata la dichiarazione di Atene sulla libertà di espressione e dei valori democratici. Quali sono i punti chiave di questa dichiarazione? Allora, io anch'io ero ad Atene, perché quando si fanno questi gruppi di lavoro che durano 3 giorni ma che sono intensissimi, ecco, qua vorrei sfatare un mito, come se andassimo a fare una vacanza, una gita. No, i 3 giorni degli Studi Day sono sempre importanti perché si sviluppano tematiche di carattere generale, dove ogni gruppo, in questo caso il nostro gruppo, mette in evidenza quali sono le problematiche del momento. 2 sono gli aspetti essenziali di questa nostra presenza di 3 giorni ad Atene. Uno, quello a cui ho fatto accenno lei, la libertà di espressione. Non è possibile che in Europa chi si oppone al politicamente corretto in tutti gli ambienti viene considerato un eversivo che non ha diritto di parola. Ecco, la libertà di espressione in questo senso. Noi richiediamo la possibilità di dire la nostra. Guarda, le faccio l'esempio del Sud America, del Perù. Hanno detto che eravamo sovversivi perché osavamo dire alcune cose che sono in contrasto con l'opinione generale delle sinistre e dei progressisti, e mi hanno detto che ero sovversivo. Ecco, per loro dire le cose così come uno le pensa contro il politicamente corretto è essere sovversivi. Ecco, nella dichiarazione di Atene riaffermiamo il diritto a poter dire, a poter parlare col senso comune e con le nostre idee. Il secondo aspetto che è stato analizzato anche nella carta di Atene è quello relativo all'immigrazione. Cioè, tra l'altro io vorrei fare un collegamento col referendum di ieri. Certo. Cioè, come avete visto, per quanto riguarda la cittadinanza, anche coloro i quali sono elettori di centrosinistra la pensano come noi, perché ieri c'è stato il referendum, è un fatto ormai assolato, che anche gli elettori di centrosinistra sono contrari a questa apertura indiscriminata alla cittadinanza, senza tenere conto che in Italia
chi è in regola dopo 10 anni, non dopo 50 anni, diventa cittadino italiano, cosa che non avviene in tantissime altre parti del mondo. Quindi è una scelta soltanto ideologica e politica che non ha nulla a che vedere con la realtà. Ecco, ad Atene abbiamo detto che l'immigrazione clandestina va contrastata in ogni modo. Ecco, sempre sul tema del referendum, visto che l'ha citato prima, ieri appunto abbiamo visto che c'è stata un'affluenza bassa, intorno al 30%, quindi il quorum non è stato raggiunto, però c'è un dato che comunque può far riflettere, che è quello dei 3 milioni di italiani che hanno votato favorevolmente, che sono andati a votare e che hanno votato favorevolmente ai quesiti sul lavoro e contrari alla cittadinanza. Come lo interpreta questo voto? Ma lo interpreto in questo modo perché veda le battaglie che fa la sinistra. Ma io voglio spendere, come lanciare una freccia a favore della vecchia sinistra. La vecchia sinistra, la sinistra operaia, nel secolo scorso si era caratterizzata, secondo me in maniera sbagliata dal punto di vista metodologico, ma si era caratterizzata per essere la portatrice delle istanze dei lavoratori, degli operai, di coloro i quali faticavano. La sinistra si è trasformata ora in un grande partito radicale di massa che cerca di utilizzare soltanto le politiche minoritarie, in questo caso quelle degli immigrati, senza avere nessun aggancio con la realtà concreta anche degli interessi dei lavoratori. Come la possiamo interpretare noi una consultazione elettorale dove quasi 3 milioni di persone che sono sicuramente di sinistra e che hanno votato per i referendum cosiddetti sociali, poi anche qua potremmo fare dei ragionamenti, e si sono detti contrari alla riduzione della cittadinanza? Vuol dire che anche a sinistra, nel popolo della sinistra, cioè in coloro i quali vivono quotidianamente la realtà delle periferie italiane e anche dei centri storici, che vivono la competizione con coloro i quali non sono in regola e rubano loro il lavoro e sono degli immigrati irregolari, anche loro reagiscono e rispondono no alle impostazioni solo ideologiche della sinistra, e qui lo interpreto solo così. Bene, grazie mille allora all'onorevole Stancanelli per averci dedicato questi minuti. Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per l'invito. Lo ringraziamo e buon proseguimento qua sui canali di Radio Libertà. Grazie, buongiorno. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E allora questa sera io ho il piacere di ritrovare la nostra Carla De Bernardi per il nostro La Grande Città, il nostro appuntamento. Carla, allora intanto grazie del tuo tempo e bentornata. Ma stasera abbiamo qualcosa addirittura di imperiale da mostrare ai nostri ascoltatori. Io adesso lo mostrerò, tu ci dirai che cos'è. Vado, ecco qua. Esatto. Eccolo allora, qui, cos'è? Allora, questa è la ricostruzione del trono che Napoleone, vedi, questo è il disegno di tale, come si chiamava? Giuseppe Arrigoni, che aveva disegnato questo trono per l'incoronazione in Duomo a Milano di Napoleone Bonaparte. È stato ritrovato da questa funzionaria della soprintendenza milanese, ex funzionaria, che si chiama Marina Rosa, e a settembre dove c'è il bookshop di Palazzo Reale, dovrebbero ricostruire la Sala del Trono. E questa è la ricostruzione, non so come l'abbiano fatta, immagino con come si chiama, l'intelligenza artificiale, e però quell'altro è proprio lo schizzo dell'Arrigoni. E quindi fra non molto potremo andare a Palazzo Reale e ammirare questa cosa qui. A Palazzo Reale, allora, quando Napoleone fu incoronato in Duomo, intanto lui volle la corona ferrea, no? Che fu andata a prendere, andarono a prenderla a Monza,
e la portarono in Duomo, e poi volle questo trono. Perché lui, che in teoria era un rivoluzionario, no? Quando arrivò a Milano fu festeggiato da tutti come il vento della libertà, egalité, eccetera, eccetera, e quindi Milano accolse Bonaparte con grande calore. Lui, come si dice, arrivò a Milano il 15 maggio del 1796, Sì. entrò da Porta Romana e fu salutato proprio come il portatore di una rivoluzione, e fece un governo, un'amministrazione generale di Milano, della Lombardia, in cui chiamò persone come Pietro Alessandro Verri, Gian Galeazzo Serbelloni, eccetera, eccetera, e questo venne chiamato la prima Repubblica Transpadana. Poi si unì alla Repubblica Cispadana, che era formata da Modena, Reggio, Ferrara, Bologna, che erano state sottratte allo Stato Pontificio, e divenne, come si dice, la Repubblica Cisalpina. Repubblica Cisalpina, che fu proclamata a Milano, nello Spiazzo del Lazzaretto. Tra l'altro io mercoledì vado a visitare la chiesa di San Carlo al Lazzaretto con i miei soci, perché all'interno del Lazzaretto c'era questa chiesa, con intorno tutte le cellette dei malati che potevano seguire la messa grazie al fatto che c'era questa chiesa centrale. E che viene descritta anche da Manzoni nei Promessi Sposi, infatti. Esattamente. È una chiesa che venne ordinata dai Borromeo, e appunto aveva questa funzione di stare in mezzo al lazzaretto in maniera che tutti i malati potessero sentire la messa. Tra l'altro i Borromeo avevano inventato anche quelle steli che ci sono a Milano, ce n'è una in Largo Augusto, ce n'è una davanti alla Cattolica, che servivano anche quelle per dire messa e fare in modo che la gente si affacciasse alle finestre delle case e potesse seguire la messa. Si montava un altare sotto questa stele e non c'era il contagio, no? Per limitare il contagio. Certo. Tra l'altro all'Andate c'è proprio una cappelletta di San Carlo che c'è ancora, e anche quella aveva il senso che tutti intorno, gli abitanti del quartiere, potevano seguire la messa senza riunirsi nelle chiese. Tra l'altro, proprio per evitare il contagio, ti ricordi, l'abbiamo detto altre volte, che Carlo Borromeo aveva inventato il confessionale. Prima di lui non c'era il confessionale, ti confessavi per strada dove capitava. Non c'era, ed è stato tra l'altro il primo oggetto globalizzato della storia, perché lui lo fece sperimentare nel Duomo di Milano, poi lo impose a tutta l'arcidiocesi di Milano. Ecco, poi esatto. Il sistema si vedeva che funzionava, anche perché San Carlo aveva pure questa cosa, essendo lui chiamato il Castissimo, non voleva vedere le donne quando le confessava, e quindi a maggior ragione, siccome aiutava anche la pudicizia, tant'è vero che fino agli anni 50 nel rituale della confessione, quindi prima della riforma del Concilio Vaticano II, era proprio prescritto che le confessioni delle donne dovessero essere ascoltate nel confessionale attraverso una grata modicamente forata, e le confessioni delle donne, eccetto che in caso di necessità, quindi in punto di morte, non si potevano ascoltare in case private, mentre quelle dei maschi sì. Ah, ma pensa, vabbè, sono quelle stranezze della storia. Comunque, insomma, il nostro Napoleone, allora, nasce questa Repubblica Cisalpina, no? Nel 1797, dopodiché Napoleone fa tutte le sue cose, va a fare la campagna d'Egitto, a un certo punto torna precipitosamente dalla campagna d'Egitto perché, come si dice, perché c'era stata una battaglia a favore dell'Austria, adesso non mi ricordo cosa era successo. Un generale russo, feldmaresciallo di Francesco I d'Austria, aveva vinto una battaglia, quindi lui si catapulta di nuovo in Europa, in Francia, e fa la famosa colpo di Stato del 18 Brumaio, no? Che era il 9 novembre dell'8º anno della rivoluzione. Tra l'altro, se non ricordo male, Friedrich Engels ha scritto proprio un libro, un pamphlet che si chiama Il 18 Brumaio di Napoleone Bonaparte.
l'avevo letto quando Pare ero pure a ragazza. me, non vorrei sbagliarmi, pare pure a Sì, me. sì, ma io me lo ricordo perché era pubblicato dagli editori riuniti. Io nel passato mi sono letta un sacco di libri di Marx, Engels e compagnia cantante, e uno di questi era appunto il 18 Brumaio di Napoleone Bonaparte. Tra l'altro, non so se tutti lo sanno, durante quella campagna d'Egitto, che fu una sconfitta, ma il comandante francese Pierre-François Bouchard scoprì la stella di Rosetta, che oggi è al British Museum. Quindi erano là a fare guerra, però successe questa scoperta fenomenale. Il nostro Bonaparte, dopo aver fatto il suo bravo colpo di Stato, torna a Milano. C'è una famosa battaglia che si chiama la battaglia di Marengo, da cui deriva il Marengo d'Oro, no? Il Marengo d'Oro è una medaglia col profilo, se non ricordo male, proprio di Napoleone. E la battaglia di Marengo, che è del 1800, tra la truppa francese guidata da Napoleone Bonaparte e l'esercito austriaco comandato da un generale von Melas, una roba così. Napoleone vince, entra a Milano vittorioso da Porta Ticinese, e Porta Ticinese viene trasformata all'epoca dal Cagnola in quella che vediamo oggi, cioè questa grande porta neoclassica, mentre prima c'era una porta medievale. E a Milano tutte le 6 porte milanesi hanno avuto durante il periodo di Napoleone questa sorte di essere trasformate in grandi porte neoclassiche con statue e fastigi, e prima erano tutte medievali. L'unica che è rimasta uguale a quello che era in passato, e non è stata rivisitata in salsa neoclassica, è Porta Romana. Infatti Porta Romana è diversissima da tutte le altre porte di Milano, mentre più o meno si assomigliano tutte, Porta Venezia, Porta Comasina, Porta Garibaldi, Porta Ticinese, eccetera. Porta Vercellina mi sembra non ci sia più, anzi non c'è più. Sono tutte in questo stile napoleonico, chiamiamolo così, neoclassico, tranne Porta Romana. Comunque lui entra a Milano da Porta Ticinese, che viene chiamata Porta Marengo, poi cambierà nome, e fa scrivere sulla porta una iscrizione: Napoleoni Magno Invicto, quindi Napoleone mai battuto da nessuno. Poi quando invece verrà sconfitto e la storia lo rispedirà, come sappiamo, prima in esilio e poi morirà nel famoso 5 maggio, viene scritto al posto di questa iscrizione napoleonica, viene scritto: gli austriaci, la cambierà quando arrivano gli austriaci, la dominazione austriaca a Milano, sì. La seconda dominazione austriaca, lo cambieranno in Paci Populorum Sopite, perché non gli andava bene che fosse dedicata a Napoleone. È l'epoca in cui a Milano arriva Stendhal, per capirci, no? Il quale dirà poi di essere milanese. Henri Beyle si farà poi seppellire a Parigi sotto la scritta Henri Beyle, milanese. Amava tantissimo Milano Stendhal. Torniamo indietro un attimo, torniamo a Napoleone, che decide intanto di farsi proclamare imperatore a Notre Dame, no? A Parigi. Questo è il primo passo. Quindi getta la maschera rivoluzionaria e assume la maschera autoritaria e si fa nominare, proclamare imperatore a Notre Dame. Tu pensa che Beethoven, che aveva intitolato l'eroica, l'aveva intitolata Sinfonia Bonaparte, si arrabbia così tanto per questo fatto di Napoleone, che mostra il suo aspetto dispotico, che toglie il nome Sinfonia Bonaparte a quella che noi conosciamo come eroica e la rinomina eroica. E allora arriviamo al punto in cui vuole farsi nominare Re d'Italia. Napoleone Bonaparte, Re d'Italia. E lì intervieni tu, perché lui a quel punto fa finire in fretta e furia la facciata del Duomo, no? Cosa succede lì con la facciata del Duomo? Questo ce lo puoi raccontare tu? Lui arriva alla facciata del Duomo e sostanzialmente la trova ancora incompleta, e Napoleone per prima cosa ordina che venga completata la facciata del Duomo. Esatto. Ma la particolarità è che nel chiedere il completamento
non è che lui fu munifico e cacciò i soldi, obbligò i milanesi a cacciarli. Ecco, Perché è molto bello fare gli splendidi a spese degli altri, è gioioso. Sì, come dicono a Genova, fare il buliccio. Esatto, il metodo è sempre quello, e anche Napoleone, diciamo così, indulgeva. Beh, non gli faceva difetto l'astuzia, la furbizia e lo spirito strategico, no? Stiamo parlando di uno da affiancare a Giulio Cesare, non so come dire. Quindi si fa nominare re d'Italia e fa disegnare, costruire questo famoso trono, che poi era sparito, quindi è stato ritrovato da questa funzionaria Marina com'è che si chiama? Marina Rosa, che l'ha ritrovata e quindi adesso tornerà a Milano. Per l'incoronazione, noi a Palazzo Reale abbiamo un altro oggetto, che definirlo oggetto capirai fra poco perché è molto riduttivo, perché il figliastro di Napoleone, che era il suo viceré, che era il Beauharnais, no? Che era figlio della prima moglie di Napoleone. Napoleone in prime nozze sposò Joséphine vedova Beauharnais, Joséphine de la, come si chiamava? Aspetta che adesso te lo dico. De Bernois. Aspetta che te lo dico. Joséphine Tacher de la Pagerie, che era vedova, che era più vecchia di lui ed era vedova di Beauharnais, e aveva questo figlio Eugenio, a cui Napoleone era molto legato e che nominerà viceré di Milano, e il Beauharnais si piazzerà con la moglie a quella che noi oggi conosciamo come Galleria d'Arte Moderna, Palazzo Belgioioso, che era stato costruito dal Belgioioso, dal Pollack, disegnato, progettato da Pollack per il Belgioioso, e poi lì morì tra l'altro anche Radetzky, quindi ci sono tutti questi intrecci. Cosa stavamo dicendo? Ah sì, il Beauharnais, sempre per l'incoronazione di Napoleone, allora arriva la corona ferrea, costruiscono il trono viene spostato in Duomo perché proprio per l'incoronazione, che se non ricordo male avviene il 26 maggio del 1805, ed è per questo che ne stiamo parlando, oltre che per il ritrovamento, perché non ci siamo visti per un paio di settimane, ma diciamo che coincidevano le date con l'incoronazione di Napoleone il 26 maggio del 1805. E siccome il Papa era Leone III, che lo deve, Leone III è quello di Carlo Magno, stavo facendo lui arriva in Duomo e viene accolto dall'arcivescovo, adesso non mi ricordo come si chiamasse l'arcivescovo, Cardinale Giovanni Battista Caprara Montecuccoli, scusami, queste cose me le devo segnare perché la memoria, certo. E 16 vescovi, quindi lo attendeva sul sagrato questo cardinale Giovanni Battista Caprara Montecuccoli con 16 vescovi e insomma come si dice, un parterre de roi per l'appunto. E lui si ricordò di quando il Carlo Magno tolse di mano non tolse di mano, Carlo Magno non riuscì a farlo, di quando Leone III mise la testa, la corona sulla testa di Carlo Magno, diciamo in maniera un po' improvvisa, per dimostrare a Carlo Magno che era il potere comunque papale quello che contava e non quello temporale di Carlo Magno, e Carlo Magno poveretto rimase malissimo perché gli venne ficcata in testa la corona. Napoleone non voleva che succedesse la stessa cosa e quindi cosa fa? Prende la corona, se la mette in testa da solo e dice la famosa frase: Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Quindi è stato più furbo di Carlo Magno, che invece ha subito, diciamo, il disonore di non potersi incoronare, di non poter affermare la sua supremazia sul papato. E invece Napoleone è questo che vuole dire al clero: guardate che io sono più importante di voi. Poi si svolge un grande ricevimento a Palazzo Reale e appunto c'è questo Beauharnais, fa realizzare questo centro tavola che si può andare a vedere a Palazzo Reale, perché anche quello è stato restaurato di recente, e questo centro tavola è meraviglioso perché è lungo 13 metri. L'hai visto tu mai?
No, non ho avuto questo Allora, piacere. comandato a un mosaicista famoso di allora che si chiamava Giacomo Raffaelli, e realizza un centrotavola di 13 metri, quindi ti puoi immaginare quanta dimensione ha, stretto e lungo, in mezzo a questa tavolata dell'incoronazione. E questo centrotavola è bellissimo perché è formato da 242 pezzi, e questi pezzi sono proprio nello stile Retour d'Égypte, quindi ci sono le sfingi, ci sono le steli, ci sono delle piramidine, ed è tutto composto da questi 242 pezzi, gli uni vicino agli altri, sono in avorio, in bronzo, adesso non mi ricordo esattamente com'è. Non so, forse sul web una foto di questo centrotavola si trova. È meraviglioso, e quindi per questa incoronazione, tra la corona ferrea, il trono e il ricevimento con questo nuovo centrotavola lungo 13 metri, insomma, si erano dati da fare, no? Perché fosse una grande incoronazione, per l'appunto. E Napoleone è stato pochi anni a Milano. La Milano napoleonica non arriva al ventennio, perché appunto lui arriva con la Repubblica Cispasana nel 97 e viene poi defenestrato nel 1815, no? Quindi sono 18 anni, 19 anni. Però lui aveva delle idee molto precise per Milano, perché lui voleva che Milano diventasse una piccola Parigi. Diversamente, anche questo l'abbiamo detto altre volte, ma vale la pena di ricordarlo. Eccolo qua il centrotavola. Eccolo qua, guarda che cos'è. Pare il Circo Massimo, cavolo, è roba per farci la corsa con le bighe. Ci sono le bighe, infatti, ci sono le bighe, ci sono le cariatidi, vedi, una parte in oro, una parte in bronzo, e tutti i pezzettini, tutto è meraviglioso. Sì, sembra anche come si dice, la forma del circo romano che c'era a Milano, aveva esattamente questa forma. E quindi lì si può andare a vedere, se chi ci ascolta è curioso, vedi le bighe, vedi che meraviglia, Sì. E le cariatidi che reggono e poi c'è quel tempietto. Sì. È un oggetto, dicevo appunto prima, 242 pezzi. Eccolo qua il tempietto. È pazzesco, è pazzesco. Tu pensa cosa facevano una volta? Sì. No? Tutto Adesso fatto a forse mano, peraltro. Ah, sì, guarda la biga, che meraviglia. E poi questa è una biga a 4 cavalli, invece per come si chiama, l'Arco della Pace venne fatta la sestiga, no? C'è anche l'obelisco. E c'è anche l'obelisco, sì, certo. L'obelisco probabilmente in lapislazzuli, e poi ci sono tutte le pietre dure. È una roba vedi, le anfore, i piedi di leone, il cavallo che si erge, insomma, veramente una cosa strepitosa. C'è da starci mezz'ora a guardarlo. Sì. Per vedere tutti i vari pezzettini. Ecco, Stupendo, veramente. Veramente. Adesso avremo anche il trono, quindi avremo questo, e nell'ex bookshop di Palazzo Reale avremo il trono, quindi più di così per ricordare Napoleone. Ti stavo dicendo che lui, diversamente da Maria Teresa d'Austria, che non voleva che Milano diventasse troppo grande perché non voleva che facesse concorrenza a Vienna, tant'è che Maria Teresa d'Austria non volle accorpare i Corpi Santi, cioè la zona rurale intorno a Milano, perché Milano diventava troppo importante. Invece suo figlio Giuseppe II voleva poi invece riaccorpare i Corpi Santi, che furono poi accorpati definitivamente dal sindaco Bellinzaghi alla fine dell'Ottocento, e Napoleone, oltre ai Corpi Santi, aveva accorpato anche 33 comuni intorno ai Corpi Santi, perché se a Milano, l'abbiamo già detto, c'era il centro storico, le mura, i Corpi Santi rurali, e intorno tutti dei comuni indipendenti, di cui una buona parte sono diventati Lambrate, Affori, Niguarda, San Donato e tutte quelle robe lì. Quindi Napoleone aveva questa idea della grande Milano, che doveva essere collegata a Parigi da Corso Sempione, che partiva appunto dall'Arco della Pace, con la sestiga di come si chiama lui? Il Arco Cane, lo scultore, porco demonio, vabbè, lo so benissimo, ma pazienza, mi sfugge in questo momento, che sono 6 cavalli, per cui si chiama la sestiga. Abbondio San Giorgio.
Bravo, Abbondio San Giorgio, esattamente. E quindi da Foro Bonaparte partiva questo corso chiamato appunto Sempione, perché andava direttamente al passo del Sempione. E Sì, poi infatti la doveva... particolarità è che la Sestiga è orientata verso le montagne, non verso il Duomo, verso fuori, Sì, lo sai perché, no? La perché quella è la leggenda cosa strada dice? per andare in Francia, no? Sì, ma i cavalli, la Sestiga, prima, dice la leggenda, era girata verso il corso in maniera da accogliere i francesi. Quando i francesi poi furono sconfitti, girarono la Sestiga per dargli il retro dei cavalli. Ah, Fu un dispetto girare la Sestiga, però non si sa se questo è vero o se è una leggenda. Però in realtà appunto devono essere girati verso la Francia inizialmente. Napoleone voleva fare una cosa particolare, quello che noi oggi conosciamo come Foro Bonaparte è solo il residuo di quello che Napoleone voleva fare a Milano e che appunto non riuscì a fare perché fu sconfitto dalla storia. Lui, intanto questo Sempione per lui doveva essere una specie di Champs-Élysées, no? Questa grande allée alberata che appunto partiva dall'Arco di Trionfo e arrivava direttamente al Sempione. E quest'Arco di Trionfo fu progettato da Cagnola, Luigi Cagnola, appunto con la Sestiga di Abbondio San Giorgio. L'opera era a buon punto, quest'opera di Napoleone di fare di Milano questa piccola Parigi, e quando poi sappiamo cosa successe, no? Il progetto venne abbandonato. Però lui cosa voleva fare? Lui voleva fare quello che noi oggi chiamiamo appunto Foro Bonaparte. Per lui doveva essere un anello, la parte residua di Milano, chi conosce Milano lo sa, Foro Bonaparte è ellittico, no? sì. Non è dritto. E lui voleva fare un enorme anello che avesse al centro il Castello Sforzesco, che lui voleva un po' ingentilire. Probabilmente del Castello Sforzesco voleva fare come con le porte, trasformarlo da medievale a neoclassico, no? Che era lo stile della sua epoca. Però non riuscì a farlo, e quindi questo grande anello che lui voleva che fosse di 600 metri di diametro, con dei porticati, con le colonne neodoriche, con degli edifici dove ci fosse il tribunale, la borsa, il Pantheon, le terme, la dogana, quindi tutto questo enorme anello di 600 metri doveva comprendere questi 14 edifici amministrativi, chiamiamoli così, e non riuscì a farlo. Riuscì a fare l'anfiteatro, quindi noi a Milano abbiamo un anfiteatro neoclassico che adesso è in gestione al FAI, al Fondo per l'Ambiente Italiano, ed è visitabile, e questo anfiteatro appunto sempre nello stesso stile di qui sopra, lui si era fatto creare una tribuna d'onore che si chiamava Pulvinare, con morbidi cuscini per appoggiare le sue chiappe napoleoniche. Esatto, e questo anfiteatro oggi ogni tanto vado a vedere delle cose di atletica dei miei nipotini, poi ogni tanto ci fanno dei concerti, ma all'epoca venivano fatte delle tauromachie, e poi veniva riempita, l'anfiteatro veniva riempito con le acque del torrente Nirone che scorreva fuori dalle mura, e facevano le battaglie navali. Ci sono delle foto bellissime delle battaglie navali dentro l'anfiteatro. Io poi, che noi chiamiamo l'Arena di Milano, sì. Una volta girando intorno all'Arena, allora lo riempivano con le acque del Nirone, non chiedermi come, ma so come lo svuotavano. Come? Perché se giri intorno all'anfiteatro ci sono dei grandi tappi scuri, tondi, molto spessi, e quelli venivano svitati in qualche modo e l'acqua defluiva. Però non so come facessero a riempirla, perché questo non sono riuscita a scoprirlo. Però questi tappi li vedi bene quando vai intorno all'Arena, li vedi.
e quindi si facevano le battaglie navali, le battaglie e tra l'altro all'anfiteatro si esibì Pecos Bill, perché Pecos Bill, sai, Pecos Bill era un personaggio, praticamente era Buffalo il direttore Bill. di un grande circo. Cioè, Sì. lui arrivava con i bisonti, i cavalli, i cavalieri, era un grande circo, ma con ambientazione Far West, no? E Pecos Bill si esibì all'Arena, e questo ci ricollega a un'altra cosa ancora, che a Niguarda c'è ancora, adesso non è più molto in auge, ma c'è ancora una pizzeria che era stata fatta, si dice, da uno dei membri del circo di Pecos Bill, che si era innamorato di una ragazza di Niguarda e con lei avevano aperto un ristorante, una locanda. E c'è ancora questa pizzeria che nel nome rievoca, forse nel mio libro Storia di Milano lo racconto, la Grande Milano. Aspetta che ti dico come si chiamava la pizzeria. Io ci sono passata, non ci ho mangiato, però adesso è una pizzeria, all'epoca non era una pizzeria. Ecco, allora, la leggenda di... no, non l'ho scritto il nome della... Ah sì, Cascina, California. Ah, però. E adesso quella pizzeria che c'è adesso, che si chiama ancora Cascina, California, è in questo edificio rurale, è sempre una vecchia cascina. E questo membro dello spettacolo di Pecos Bill si innamorò di una ragazza e aprirono questa Cascina, California. Lo spettacolo di Pecos Bill si chiamava Wild West Sì, Wild West Show. Wild West Show. E lo facevano, non so se lo facevano solo all'Arena, comunque fecero all'Arena, anche la sfida coi butteri, infatti, quando Buffalo Bill venne in Italia nel esattamente, 1891. esattamente. E quindi Napoleone voleva fare, torniamo a lui, questo grande anello di 600 metri quadrati di diametro, non di circonferenza, quindi molto più grande, e piazzare lì tutta la parte amministrativa della città, compreso poi, come dicevo prima, anche delle terme, quindi anche delle cose e doveva essere tutto in stile neodorico, con dei grandi colonnati. Ti immagini cosa avremmo ereditato se lui non fosse stato... Qualcosa di straordinario. Quindi ci rimane l'arco, l'anfiteatro, l'arena, e poi vabbè, Monte Napoleone si chiama così perché c'era come si chiama? Aiutami, il Monte dei Pegni di Napoleone. E quindi anche via Monte Napoleone, fa buona parte via Monte Napoleone sono quello che rimane di questa avventura napoleonica a Milano. Lui peraltro abitava a Palazzo Serbelloni con la moglie Giuseppina. E invece il figliastro Beauharnais con la sua di moglie stavano alla galleria, dove adesso abbiamo la Galleria d'Arte Moderna, che tra l'altro è un'altra delle cose che secondo me vanno visitate. Lui era sposato con la principessa Augusta Amalia di Baviera, Beauharnais, e Beauharnais voleva fare a Milano un Pantheon degli uomini famosi, tipo il Pantheon di Parigi, e aveva scelto come sede del Pantheon la rotonda di Via Besana. E però non se ne fece nulla, perché Napoleone e quindi anche Beauharnais dovettero tornare a casa. Il Pantheon di Milano, lo sai meglio di me, è adesso il Famedio del cimitero monumentale, perché è stato ripreso il progetto appunto di celebrare le persone importanti, come appunto nel Pantheon parigino, e invece che alla rotonda di Via Besana, progetto napoleonico, è stato fatto quando è stato aperto il cimitero monumentale di Milano. Quindi il Famedio, che vuol dire Fama Eides, Tempio della Fama, è proprio il nostro Pantheon. Io credo che con questo abbiamo detto tante cose. Sì, infatti siamo in chiusura con i tempi. Un'ultima cosa c'era su Inchö questa settimana? Lo ricordiamo a chi ci ascolta, che è la tua newsletter del Corriere. Sì, c'era la tomba di Giovanni Maccia, una tomba bellissima, che richiama la tomba di Maria Teresa d'Austria a Vienna
nella Augustine Kirche, che l'ha fatta il Canova nel 1805, anche questo. La tomba di Maria Teresa d'Austria c'è una piramide, simile poi alla piramide che Canova avrà come tomba sua a Venezia, e questa piramide ha una grande porta, un grande portone, e c'è Maria Teresa d'Austria che bussa per entrare, è la porta verso l'aldilà. E dietro di lei mi sembra ci sia un vecchietto un po' dismesso che rappresenta la beneficenza, e un bambino, se non ricordo male. E la tomba di Giovanni Maccia. Giovanni Maccia era un benefattore, era un ricco mercante di chincaglierie, aveva fondato nella parrocchia di San Satiro, altro luogo milanese di bellezza straordinaria, bramantesco, col famoso trompe-l'œil, no? Finto, altro posto Sì. che i milanesi amano e che chi non è di Milano dovrebbe venire apposta per vederlo. E come si chiama? Nella parrocchia di San Satiro Giovanni Maccia fa una accoglienza, un ospizio per gestanti, madri e bambini indigenti. E praticamente lui inventa il Bagliatico, cioè lui inventa l'istituzione delle balie. E questa tomba di Giovanni Maccia è bellissima, nelle gallerie superiori di Ponente al Monumentale c'è un grande portale con dei battenti di bronzo, un portale importante, si vede che è un palazzo decisamente notevole, e una donna con un bambino attaccato proprio al seno e un altro bambino per terra che la guarda con in mano un cartiglio. Sono vestiti poveramente, sono a piedi nudi, si vede che sono molto poveri, e questa donna col bimbo al seno e l'altro bimbo al seguito bussa timidamente alla porta. Questa porta appunto ispirata da un lato al Canova, e quindi è la porta verso l'aldilà, ma anche come si dice, rappresenta anche l'accoglienza che queste donne con bambini piccoli, gestanti, madri e questi infanti ricevevano a San Satiro per merito di Giovanni Maccia. Poi questa porta c'ha vicino un colonnato, 2 colonne per lato, con un fastigio, e sul fastigio ci sono la fede, la speranza e la beneficenza. Quindi le 3 doti che 3 a Giovanni virtù Maccia, teologali, fede, speranza e carità, sì. che non facevano difetto a Giovanni Maccia, i quali i suoi beni li ha messi in questa cosa per i poveri, per le madri povere, per le madri e i bambini poveri. E quindi questa settimana qui c'era Giovanni Maccia. Molto bene Carla, allora grazie come sempre, al piacere di ritrovarci il 22 di giugno, ok? Ecco, ok, il 22 di giugno mi farete gli auguri perché il 24 io compio gli anni. Molto E bene. sai di cosa parleremo il 22 giugno? Di cosa? Vediamo se lo sai. Ah, vediamo se lo sai. Secondo San me tu lo sai. Giovanni? No, beh, possiamo parlare anche di San E Giovanni. anche il compleanno dell'Alfa Romeo il 24 giugno. Ecco, bravo, è quello che ti volevo dire. 125, ne fa 125. È questo che ti volevo dire, volevo che parlassimo di quello, cosa dici? Secondo te posso dirti di no? No, ma sarai tu a parlarne, perché io dell'Alfa Romeo non so niente, mentre tu sei il maestro alfista, quindi io parlerò di San Giovanni perché mi chiamo anche Giovanna per l'appunto, Certo. no? Che poi c'è l'acqua di San Giovanni da fare, lo sai. In Puglia ci sono le zeppole di San Giovanni, tutte queste cose qua. Io parlerò di San Giovanni e tu ci parlerai dell'Alfa Romeo. Va bene, allora lunedì prossimo, grazie. Grazie a te, grazie. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.